Buonasera da Rosolina Mare, è stata una sorpresa piacevole il concerto di Mr. Rain nell'arena di Rosolina Beach Festival. Mr. Rain si è dimostrato uno degli artisti italiani più promettenti degli ultimi anni, con il suo stile che unisce melodia, ritmo e rap, e ha conquistato il pubblico di tutte le età. Circa 2500 le persone presenti, non solo giovanissimi, per un'esperienza che il pubblico ricorderà a lungo. Mr. Rain, un artista che merita il successo che sta ottenendo. Quindi mi sono riempito di tachipirine solo per voi, sono qui soltanto per voi. Quindi mi servirà il vostro aiuto, ragazzi. Siamo pronti, raga? No, sembrava... sì, quasi tipo 10 persone. Siete pronti, ragazzi? Maestro, quando vuoi. Tutti! Ho camminato come gli anni, saltiamo insieme, vieni con noi. Anche se sono spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile. Sarà un giorno migliore domani. Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me. Se siamo vivi siamo un dipinto di cicatrici che sopra la pelle sembrano graffiti. Morti sul collo come i vampiri, ti appuntiti, senti come stanottiti. Tutti in piedi, raga! Tanto poi cadiamo giù. E sapiamo lì, siamo guardati qui, hai paura anche tu. Facciamo l'amore, facciamo un applauso enorme a questo ragazzo. Ci tengo a ringraziarti, sei corso subito, ce l'hai fatta, mi hai fatto una bella sorpresa, e anche a loro presumo, immagino di sì. Facciamo un applauso a Mr. Ray per favore, che ha creato tutto questo stasera. Io volevo ringraziare questo ragazzo perché è una fantastica persona e un bravissimo artista, sono completamente felice di aver fatto il nuovo singolo con te e... Continuate ad ascoltarlo, mi raccomando. E infatti, mi raccomando e grazie di cuore, Sandro. Grazie a te, bro. Grazie mille. Ancora un applauso, raga. Ciao ragazzi, buona serata, divertitevi. Continuate ad ascoltare Mr. Ray che spacca. Tutti i ragazzi ho avuto il mio periodo dove avevo il mio cantante preferito e emulavo o cercavo di emulare quello che mi raccontava nelle canzoni. Ho commesso errori e visto che ho un pubblico molto anche giovane, quindi io ci tengo sempre a spiegarlo e a dirlo, il mio consiglio è: fate quello che vi sentite dentro di voi e quello che vi suggeriscono le persone che realmente vi amano, perché spesso se cercate di fare una cosa che fa un'altra persona solo per diventare come questa, non è la cosa giusta per voi, è la cosa giusta per questa persona ma non quella per voi. Spesso si commettono errori cercando di assomigliare a qualcuno, ma dovete capire che siete la cosa più bella del mondo, quindi date retta a quello che vi sentite dentro e a quello che vi dicono i vostri capi. Siete veramente tutti supereroi. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili. Che salvano il mondo dalle nuvole. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando